Macroregione News. Ricerca. La Fondazione Friuli finanzia 3 progetti interdisciplinari dell'Ateneo di Udine. 3 progetti interdisciplinari di ricerca della durata di 1 anno vengono avviati dall'Università di Udine grazie al sostegno e alla partnership della Fondazione Friuli. Alimentazione, invecchiamento attivo ed intelligenza artificiale e robotica sono i settori strategici ed attuali sui quali lavoreranno decine di docenti e studenti. La presentazione dei 3 progetti è avvenuta nel Salone d'Onore di Palazzo Maseri a Udine, sede del Rettorato dell'Università. Sono temi che rispecchiano le nuove esigenze della società e che richiedono la complementarietà delle competenze delle diverse discipline del sapere in una sinergia che produca reti tematiche di ampio respiro e a forte ricaduta anche sul territorio, ha sottolineato il rettore Roberto Pinton. Oggi sono 3 progetti di ricerca che hanno poi una ricaduta importante, come auspichiamo, anche sul territorio. Il tema dell'interdisciplinarità deriva dalla consapevolezza che ormai nella ricerca scientifica, al di là della specializzazione sempre più ampia in alcuni temi specifici, è emersa l'esigenza di fondere dei saperi, integrarli assieme per affrontare temi di ampio respiro. Adesso tutti sentiamo parlare di sostenibilità, invecchiamento attivo, resilienza, tutti argomenti che hanno bisogno di un approccio multidisciplinare, o meglio interdisciplinare. All'Università di Udine, che è un'università generalista, competenze diverse che possono essere messe a complemento per affrontare tematiche di questo tipo ce ne sono. Quindi noi siamo partiti da questo concetto e abbiamo intenzione anche di svilupparlo come anche un concetto di ispirazione per le linee strategiche di Ateneo, quello su cui stiamo lavorando. Ricordo che questi progetti sono stati anche elaborati e condivisi in partnership, che vorrei dire ormai è sempre più così, con la Fondazione Friuli. Io sono particolarmente grato anche al dottor Morandini, che ha colto anche l'essenza e l'importanza di queste tematiche. E abbiamo deciso assieme di indirizzare una parte del finanziamento che la Fondazione ci eroga a sostenere questi primi progetti. Se poi l'esperimento funzionerà, naturalmente amplieremo la rosa di progetti. Per il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini, è stata occasione per alcune riflessioni sui limiti dimostrati dalla nostra società nel contenere l'epidemia e nella ripartenza. Errato è considerare il Covid solamente dal punto di vista medico, mentre per uscire da questa situazione è indispensabile l'alta formazione interdisciplinare con una visione a 360 gradi che dia il giusto peso anche alle scienze sociali. Il progetto Cibo si chiama Il Tempo della Mela ed è coordinato dalla professoressa Maria Cristina Nicoli. La mela, scelta come caso studio, un prodotto tra i più consumati a livello mondiale che più di altri è significativo dal punto di vista del nutrimento, della protezione per la salute e della comunicazione sociale, oltre che oggetto di numerosi significati simbolici. Il tempo della mela, quindi è un titolo un po' ironico che rappresenta un po' questo progetto che, come in primis ha l'obiettivo di riunire intorno a un tema di ricerca comune le competenze che Udine ha nel settore della scienza e cultura del cibo, perché Udine un po' si caratterizza sotto questo aspetto, e nello specifico abbiamo scelto questo tema, la mela, che è un prodotto polifunzionale, nel senso che è un alimento che contiene dei componenti bioattivi di estremo interesse sotto il profilo della prevenzione di patologie croniche degenerative, ed è anche uno strepitoso strumento di comunicazione sociale. Quindi, alla luce di queste premesse, di fatto noi abbiamo progettato questa ricerca che si occuperà da un lato di comunicazione sociale, si occuperà di aspetti legati alla salute in termini di normativa, in termini di valutazione degli effetti di alcuni componenti contenuti nella mela su alcuni organi dell'organismo, ed infine aspetti legati alla sostenibilità, cioè alla possibilità di riutilizzare dei sottoprodotti della lavorazione della mela per ottenere degli alimenti ancora una volta utili per la prevenzione di patologie croniche degenerative. Il secondo progetto si sviluppa nell'ambito dell'invecchiamento attivo, a coordinarlo il professor Gianluca Telle. Nasce dall'esigenza di aggregare interessi e competenze di ricerca afferenti a diverse discipline del sapere, da quelle mediche a quelle scientifiche e tecnologiche, umanistiche, sociali ed economico-giuridiche, in un collettore aperto ed integrato di idee, persone, interessi, iniziative ed azioni per la crescita dell'Ateneo con il territorio.
progetto nato in seno al gruppo Active Aging ed è sostanzialmente il progetto che ha come tema fondamentale i vari aspetti della fragilità connessa, la gestione della fragilità da vari punti di vista della salute, economico, socioculturale e tecnologico legato all'invecchiamento. E il progetto è un progetto interdisciplinare, coinvolge circa un centinaio di docenti di tutti gli 8 dipartimenti dell'Ateneo e ha come spirito che lo ha creato proprio la multidisciplinarità, cioè affrontare varie tematiche di frontiera sul tema principale della fragilità connessa con l'invecchiamento da vari punti di vista, scambiando le esperienze, il lessico e soprattutto le procedure di ricerca sui temi specifici. Il terzo progetto interdisciplinare riguarda la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, spiega il professor Agostino Dovier, responsabile del progetto, ha pervaso molti settori, tra i quali la robotica, che ha visto aumentare la progettazione e l'uso di sistemi robotici che interagiscono con l'uomo. Il nostro progetto che presento, che coordino, è un progetto che ha a che fare appunto con l'intelligenza artificiale, la robotica collaborativa, in tutte le sue sfaccettature, dalle applicazioni dell'industria 4.0 fino anche agli aspetti filosofici del ragionamento collaborativo multiagente, ma anche ai problemi giuridici e legali che ci sono. Ad esempio, pensiamo a un robot endoscopico che acquisisce dei dati molto sensibili e che vanno quindi protetti per la privacy. Quindi il progetto è interdisciplinare, dipartimentale, coinvolge diverse specificità dell'Ateneo. In particolare appunto nel mio dipartimento ci occuperemo un po' più di aspetti legati all'intelligenza artificiale. Noi abbiamo un concorso di laurea magistrale Artificial Intelligence Cyber Security in collaborazione con Klagenfurt e in particolare nel progetto sfrutteremo questo investimento per l'acquisto anche di robot fisici, due braccia robotiche e una testa robotica, per fare anche delle sperimentazioni che si possa anche rivendere più facilmente anche a livello industriale, riutilizzare a livello industriale e robot che rimarranno anche alla fine del progetto per l'Ateneo per continuare la ricerca assieme ai robotici di ingegneria, assieme appunto agli umanisti e ai giuridici. Euroregione News.